Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live piccola sulle sibille interattive del vostro maestro veneziano. Però prima di iniziare queste piccole descrizioni di queste tre carte che spesso compaiono nelle stese, cioè il Gran Signore, il Consonante Sorpresa e il Vedovo, sono tre carte che spesso vogliono dire cose importanti del vostro amato, se si parla di cuore, ma anche di affari. Però prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi nel canale di Illegale, nel canale vostro Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in cui stiamo anche rilanciando il nostro gruppo su Face di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Siamo già al 1250 e vi aspettiamo a braccia aperte. Basta che vi iscrivete e vi facciamo entrare. In più vi ricordo questo libro scritto dal De Garda, anche con l'aiuto del Maledetto Veneziano. È praticamente un libro, introduzione a magia radionica, in cui si spiegano le basi di alcuni concetti importanti di radionica. Costa 13 euro e lo si acquista nei migliori bookstore italiani. Macro Librarsi, Il Giardino dei Libri, Feltrinelli, Mondadori, Libreria Universitaria e quant'altro. 13,89 euro pagine e non può mancare nella libreria del vero ricercatore della Chete. Bene, parliamo di queste tre carte che nel mazzo di 52 praticamente sono importantissime. La più importante, chiaramente, e poi dipende sempre da che carte vengono precedute, però è il Gran Signore. È sempre una carta che quando appare, no, è importante a capire che è una persona che vuole bene al consultante, se chiaramente la domanda è riguardante al consultante. Però può essere anche una persona spirituale, una persona che nello spirito vi aiuta e vi protegge, insomma, è una persona che si prenderà cura di voi. Poi abbiamo invece esattamente l'opposto, il vedovo. Il vedovo è una carta che fa capire che ci sono dei rimpianti, che c'è da mettere a posto qualcosa. È una carta che fa capire che qualcosa è andato storto e bisogna metterci una pezza e molto probabilmente è difficile metterla proprio perché vedete questa croce fa capire che la cosa sembra morta. E un'altra carta invece che è bellissima, è una delle tre carte più fortunate del gruppo, è la seconda, è Consonante Sorpresa. Questa carta, vedete, fa vedere l'omino con la rete e un premio dentro. L'omino se è il consultante, generalmente, che ha lavorato molto per raggiungere uno scopo e l'ha raggiunto. E quindi quando esce questa carta, molto probabilmente vuol dire che le vostre fatiche saranno ricompensate. Quindi quando vedete questa carta nella stesa vuol dire che voi avete lavorato bene e prima o poi riuscirete a raccogliere i vostri premi. Quando vedete questa carta del Gran Signore vuol dire che qualcuno vi sta aiutando, vi vorrà aiutare. Invece quando appare questa carta c'è qualcosa da mettere a posto perché ci sono dei grossi rimpianti e qualcosa è finito e praticamente bisogna rifarsi un esame di coscienza. Bene, cari amici, io ho finito e non solo tre carte, tanto per spiegare me. Vi ricordo che qui sotto abbiamo il link per poter raggiungerci anche per scaricare i gbook. Il nostro Marietto ha il sito del capitano.interviste.org con il De Garda, ci sono 20 ebook di cui 15 di ebook fatti da Marietto Veneziano che parlano di radionica e radiestesia. Potete scaricarli gratis, ne hanno già scaricati 150.000. Il Marietto Veneziano ha donato all'umanità quasi 2 milioni di circuiti radionici 40 radiestesi. In più c'è una zona shop a pagamento dove ad esempio questo ciondolotto amuleto protettivo costa da 150 euro più spese di spedizione. E lì c'è appunto una zona shop di legale a Marietto Veneziano per prodotti professionali. Bene cari amici, grazie per avermi ascoltato e alla prossima, ciao!